Allora, nostro hot corner, sono molto contento di avere Michele Savoia. Come stai? Bene, Sei bene, emozionato grazie. un po'? Sei un po' Tantissimo, emozionato? No? tantissimo. È un momento che aspetto da mesi, anzi da un anno per l'esattezza, perché più o meno un anno fa eravamo Certo. ancora sul set, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. Allora, stiamo parlando di Ferrari, di Michael Mann, uno dei film più attesi di questa edizione della mostra. Raccontaci il tuo personaggio, cosa fai? Allora, io interpreto Carlo Chiti, che è uno degli ingegneri storici della Ferrari, in generale. Realmente esistito? stiamo Realmente parlando di esistito, assolutamente, e secondo me uno degli ingegneri storici per l'Italia, perché nella sua lunga carriera nelle varie case automobilistiche ha avuto sempre delle intuizioni geniali che hanno sempre dato una svolta molto chiara e netta al mondo automobilistico, quindi gli va riconosciuto secondo me questo grande merito. Tu l'hai studiato, come hai fatto? Io l'ho studiato, sì, l'ho studiato, Anzi, ho letto facciamo un libri. passo per... Sì. Come si reagisce quando capisci di essere dentro, quando ti chiamano e dicono Michele... È stato un processo molto lungo perché i provini sono durati mesi, prima sì? tramite fotografie, poi ho mandato il primo self-tape e quando ho letto il cast, ho detto con Adam Driver, Penelope Cruz, regia di Michael Mann. Shailene Woodley, Patrick Sì, Dempsey. cioè, poi ho detto stanno facendo provini in tutta Europa, figurati se prendono me. Figurati se prendono Michele Savoia. Esatto, faccio il self-tape, lo mando al mio migliore amico chiedendogli un parere perché lui è attore. E mi dice guarda Miki, conoscendoti tu puoi fare molto molto meglio, però che ti devo dire, mandalo, magari ci cascano. In effetti neanche io ero così soddisfatto, in realtà erano solo paranoie mie perché invece mi ha convocato poi al provino in presenza Michael Mann e lì invece c'è stato tutt'altro. Cosa fai quando ti trovi lì Michael Mann? Io tremavo, cioè non ci credevo, stiamo gli ho parlando di detto Michael Mann, sono onorato, insomma. la prima cosa che gli ho detto sono onorato, grazie, nella mia testa dicevo qualunque cosa accada, essere arrivato a un callback con Michael Mann in persona va benissimo. Beh, esatto, è una... Poi lui lì durante il provino mi faceva complimenti, cioè you're good, you're very good, oppure diceva poi qui ci sono tante altre scene ma avremo tempo e modo di lavorarci insieme, E tu dicevo qualcosa sta succedendo, aspetta. E poi settimane di attesa e alla fine la telefonata e ho urlato come un pazzo, ero a Milano per lavoro, ho iniziato a urlare per strada perché è un sogno, comunque c'è Ferrari di Michael Mann è un pezzo esatto, di... un film che lui entra nella storia. sono 20 anni che vuole fare. Di più pure, no? Era sì, dopo l'ultimo dei Moicani, sì. quindi c'è un'ossessione. Doveva farlo De Niro all'inizio, poi Christian Con Sidney Bale. Pollack alla regia, poi Christian Bale. E quindi un suo sogno, e poi non faceva regia da tanti anni, un maestro del cinema. 8 anni. Hit per me E è stato... aspettato Michele Savoia. Aspettato Michele Savoia, Savoia, esatto. Michele Detto, Savoia. deve crescere, ero ancora piccolo, Esatto, perché hai detto, ora ho aspetta. 33 anni, ho l'età di Chiti, però prima ancora ero troppo giovane. Come hai studiato il personaggio? Come hai fatto a... Allora, mi sono informato molto, ho visto varie foto, video più recenti ovviamente, perché dell'epoca non c'è poca roba. Certo. E poi lì a Modena ho conosciuto tanta gente che ci aveva avuto a che fare, che l'aveva conosciuto, quindi mi hanno raccontato tanto di lui. Nella sceneggiatura Ferrari, presentandomi a Deportago, mi definisce always anxious, sempre ansioso. È vero, ma semplicemente perché lui era uno molto ligio al lavoro, al dovere, era un perfezionista, quindi questo lo portava a scontrarsi col carattere di Ferrari che invece era temibile, terribile e questo gli creava ansia. E questo mi ha permesso anche di dare spazio al lato comico che lui aveva nella vita da ciò che mi hanno raccontato, perché questo contrasto tra il Chiti ansioso che vuole far bene e Ferrari che invece è sempre lì freddo, duro, pronto a licenziare chiunque da un momento all'altro, creava una coppia quasi ironica più che comica. E lui poi mi hanno raccontato che nella vita era un simpaticone, amava raccontare barzellette, mangiava sempre questa mela, era sempre in giro con una mela in mano, mi hanno raccontato, però nel film viene raccontato più l'aspetto lavorativo, quindi un po' più serioso. E con Adam Driver com'è stato? Lui è un professionista impeccabile, è un ex soldato e si vede perché sì, è vero, lui è sul set, è impeccabile, anche quando si riposa così, poi però quando si lascia andare, che si sente più sicuro, si lascia andare a momenti di estrema simpatia. Per dire, il giorno del mio compleanno l'ho festeggiato sul set e nella scena c'eravamo io, Adam Driver, Patrick Dempsey e altre 2 o 3 persone e mi hanno cantato loro due tanti Happy Birthday Michele. Vabbè, e tu a quel punto hai detto posso ritirarmi, basta, ho fatto. È stato stupendo e con me è stato molto accogliente, molto umano, mi ha veramente trattato con grande rispetto e grande stima e ho apprezzato tanto perché non è scontato. No, perché comunque Adam Driver è un divo di sì, Hollywood, per cui l'antidivo come tanti la definiscono. Esatto, poi a lui non però piace è stato bello sentirsi a casa anche lì, anche perché anche Michael Mann crea un clima di estrema concentrazione
perché esige tantissimo, si fanno anche 60 Ma poi ti bacchetta take. sul set, come fa? Sì, Ah, sì, sì. Con dei modi, lui va straight to the point, cioè ti Ok. dà un'indicazione, una frase precisa E tu devi che ti andare là. squarcia, però E se ti fa non ci capire vai? esattamente quello che vuole. Se non ci vai, lui insiste all'infinito finché non ottiene quello che vuole. C'è un'intervista di Tom Cruise per il making of di Collateral in cui dice a Hollywood la Grande chiamiamo, film, tra l'altro. sì, la chiamiamo la scuola Michael Mann, cioè vuol dire che bisogna fare 60 take almeno per sperare che al 61esimo lui faccia così per dire buona. Ah, la Ed è Kubrick vero, quasi. lo confermo. Però ti senti protetto, cioè da attore dici non posso sbagliare. Cioè se va bene a lui che è così esigente vuol dire che ho fatto un bel Che hai lavoro, fatto mi meglio. affido ciecamente. Senti, ma dopo Ferrari e Michael Mann però è dura, eh? Dopo Ferrari Michael Mann è Cioè, tu dura, hai fatto però... un percorso poi, no? Sì, Tuo, personale, sì. me contro te hai fatto tante cose diverse. Sì, tanto teatro, tanto musical, anche cose apparentemente disconnesse, lontane dal musical, però è al bello teatro anche. greco in Sicilia, però è la bellezza di questo mestiere, è quello Esatto. per cui io combatto, perché spesso c'è anche tanto pregiudizio, devo ammetterlo. Sì, poi in In Italia, Italia siamo no? abituati Cioè o sei per quello cultura, dell'accademia, o esatto, sei esatto. il cialtrone comico, o sei... Esatto, o il caratterista o Invece il Michele Savoia è tutte, diciamolo. ci provo, è Vabbè, tutto, però- ora mi sembra, però ci Beh, provo e però- mi piace, è stimolante, è il bello del nostro mestiere. Comunque perché- scusa, aver girato con Michael Mann e Ferrari comunque è, diciamo, è tipo una nota di, Sì, no? sì, Cioè- un bollino di medaglia beh, al insomma, merito. diciamo che sì. un domani... Beh, è un bel, Cioè, una non è bella che Michael Mann soddisfazione fa passare sul le cose curriculum. così, Assolutamente. Però sì, è bello proprio questo, cambiare. Dopo non lo so, punto ad aprirmi una strada verso l'America, diciamo oltreoceano, Los ti Angeles. piacerebbe Mi continuare piacerebbe là? e sto già avviando dei contatti, quindi è un modo di lavorare che mi intriga, mi piace. Però al contempo mi piace senza vergogna continuare a fare musical, a fare teatro di prosa, a fare i miei contro te, Certo. perché in maniera differente mi diverto sempre. Cioè è divertente fare un personaggio in stile cartoon come Pongo, ma è sì. divertente anche fare un personaggio storico realmente esistito con un cast del genere. Certo. Perché poi È la la vita, no? Si bellezza, ride, si piange, sì, si ma è la canta, bellezza del si- nostro mestiere poi. Esatto. C'è il cambiamento, io poi sono un tipo molto curioso, sono quello che se va a un ristorante sceglie sempre il piatto più strano, più nuovo, la cosa che non ha mai assaggiato. E anche nel mio lavoro sono fatto così, mi incuriosisce. Faccio fatica da morire a far sta cosa perché spesso mi scontro con tanto Certo, con pregiudizio. anche con l'abitudine. Con l'abitudine, però non me ne frega, insomma, Brava, fai bene. cioè mi diverto. Ma mi chi è il tuo piace. mito? Il tuo attore, quello che c'è la foto sul comodino? No, ce ne sono tanti, non ne ho solo uno, proprio per questo motivo, perché io passo da guardare i film d'autore super Da filosofici, Bergman esatto, a Totò. a Benny Hill o a Totò, o da Troisi a... Ma il tuo film del cuore qual è? Io sono cresciuto con Nuovo Cinema Paradiso, Ah, beh. con Tornatore, da piccolo ero affascinato da Tornatore. Quindi quell'epica lì La anche- leggenda del pianista sull'oceano, sì, nonostante sia molto allegro, simpatico, sono un animo molto romantico, quindi quella... Michele, chissà che dopo Michael Mann, Ma per magari, Puccio torna... ma magari. Se chiama che fai? Rispondi? Sì, assolutamente. Anche la mail va bene? Rispondo. La mail provo. va bene? Se Sì, ti manda la dai, mail non va ti bene. offendi? No, non mi offendo, va bene. Puccio va torna bene. dopo, anche la mail a Michele Savoia va bene. Sì, sì. Michele Savoia Lot Corner. Grazie, Grazie, Michele. grazie a voi, grazie mille.